A poche ore dalla presentazione delle firme per la candidatura a governatore del Veneto, dietro i 4 candidati, Moretti, Zaia, Berti e Tosi, ce ne sono altrettanti che stanno lottando per ottenere il diritto a presentarsi alle urne, una corsa contro il tempo per raggiungere il numero di firme richieste e soprattutto certificarle con l'aiuto di un consigliere comunale o di un pubblico ufficiale. Plebiscito.eu parte dal referendum online fatto tra i veneti e professa ottimismo. Sono le ultime ore per completare la raccolta firme per presentarci alle elezioni regionali, nelle quali io mi candiderò per la lista Veneto Sì. Partiamo dalla cifra di 2 milioni di voti raccolti nel referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014. Pronti a depositare le firme anche gli altri sostenitori dell'indipendenza, promotori della legge regionale, in attesa del referendum e che si sono appoggiati ad un notaio per autenticare le firme che vanno raccolte in tutte le province venete e che saranno controllate dalle corti d'appello, anche per Indipendenza Veneta raccolta soddisfacente. Benissimo, abbiamo compiuto gli adempimenti per la raccolta delle firme che solo noi e pochi altri dovevano fare e quindi le depositeremo domani presso le cancellerie dei tribunali. Qualche difficoltà in più per la candidata della sinistra, che lamenta il poco tempo a disposizione per completare la raccolta, critica l'indirizzo della legge elettorale, che opererebbe una discriminazione nei confronti delle formazioni politiche nuove. Noi ne abbiamo raccolte un numero considerevole, siamo a una cifra di 10.000 firme e anche qualcosa di più. È un numero che non arriva a quello, diciamo, determinato, però è un numero che ci rende, come dire, la ragione politica, il diritto di carattere politico, morale, ma anche giuridico a questo punto, per poterci presentare. Critica il sistema anche da parte di Forza Nuova, che in particolare a Venezia lamenta difficoltà nella raccolta delle firme a causa del commissariamento. Noi piccoli e medi siamo sempre in difficoltà, no? Mentre poi in più nel contesto di Venezia c'è stato anche il caso particolare che c'è il commissariamento, la provincia non c'è più e quindi gli autenticatori è sempre difficile trovarli.